Assessore Donazzan, Biennale Giovani, parliamo di cultura ma non solo. Parliamo di educazione, parliamo di occupazione. La nostra materia prima in Italia è proprio questa, è l'arte, è la cultura. Su questo dobbiamo investire, lo proviamo a fare a partire dai più giovani grazie a questa bellissima iniziativa della Biennale Giovani, che vedrà e ha visto il coinvolgimento di moltissime scuole, ma soprattutto da parte mia l'invito a tutte le imprese che si sono distinte in questi anni per aver creduto nell'innovazione, nella ricerca del personale, di andare a visitare questa iniziativa che partirà a Trento da sabato prossimo. E lei ha intenzione di investire anche in futuro su questa manifestazione? Credo che la Biennale, che è già un nome, un marchio riconosciuto nel mondo, con questa iniziativa della Biennale Giovani, con Area Arte, diventa veramente un'occasione di credere che a partire dalle giovani generazioni noi possiamo costruire un nuovo modello di comunità che creda veramente che investendo sulla cultura si possa anche sviluppare economia, si possa sviluppare idea e ci sia anche il coinvolgimento di una regione come la nostra, il Veneto, che si è distinta in questo negli anni e che deve essere appunto un punto di partenza. Qualche numero su questa Biennale Giovani? Allora, abbiamo coinvolto più di 25 istituti d'arte di tutto il Triveneto e abbiamo 1157 opere che vengono esposte alle gallerie di Piedicastello a Trento, dove con un tema Areburs abbiamo dato questo tema ai ragazzi per ricordare la memoria, il passato, anche perché le gallerie dove siamo ospiti di questa prima edizione della Biennale è la fondazione del Museo Storico del Trentino, quindi vogliamo vedere i giovani come loro vedono il passato e il futuro delle nostre generazioni, anche proprio sulla memoria e sui ricordi. Abbiamo tante opere dove, secondo il mio modesto parere, che le ho viste per 3 mesi di continuo, tutti quanti questi lavori, vale la pena di vedere che cosa e come si esprimono i giovani, perché è proprio da lì che dobbiamo capire per poter aiutare loro soprattutto e perché possano tutelare il nostro patrimonio nel futuro, insomma. Prima edizione dedicata al Triveneto, ma la prospettiva è quella di allargare l'ambito d'azione. Certo, questo progetto ha l'obiettivo, dove già adesso stiamo lavorando, per il 2014. Si è candidata a Trieste come città ospitante, eventualmente al magazzino del Porto 26, uno spazio bellissimo per l'esposizione, dove questa iniziativa ha l'obiettivo di coinvolgere i 260 istituti d'arte di tutto il territorio nazionale per questa edizione a livello nazionale, per arrivare a Venezia. Questo è un lavoro che stiamo già lavorando, un'operazione che stiamo facendo con grosso impegno per arrivare nel 2016 a Venezia a livello internazionale, cioè coinvolgere tutti quanti questi giovani studenti, non le accademie, ma i giovani. Partiamo proprio da loro, dei primi che cominciano con questa iniziativa sulle scuole, insomma. E quindi per vedere l'esito di questa prima edizione, appuntamento a? Appuntamento a Trento alle Gallerie di Piedicastello il 31 marzo alle 11, vi aspettiamo.